Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi cosa ci aspetta in questa giornata di giovedì 16 gennaio e vediamo insomma quali sono gli influssi che riceviamo nell'arco di queste ore. Prima però di approfondire questo argomento vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Bene, vediamo dunque quali sono le costellazioni attraversate dalla Luna in questa giornata, 16 gennaio 2020, e cominciamo col dire che è una giornata dedicata a Giove e dal quale riceviamo influssi molto importanti. Infatti è il dominatore di questo giorno e sicuramente ci permetterà di avere delle buone occasioni e soprattutto una giornata piuttosto leggera. Certo, questo non varrà per tutti perché dipende dalle costellazioni che ciascuno di noi ha nel quadrato di nascita. Però è sicuramente una giornata fortunata per certi affari, per magari per ottenere delle occasioni positive, per riuscire a parlare con qualcuno che possa in qualche modo agevolarci nei nostri risultati e nel nostro lavoro. Dunque teniamolo a mente in questo giorno. Ma la prima costellazione attraversata dalla Luna oggi è la costellazione di Pesci, segue Cancro. Abbiamo dunque una grande preponderanza d'acqua, considerando che Pesci appartiene comunque al dominio di Giove e di conseguenza abbiamo il valore di Pesci in modo indiretto già anche nella giornata, cioè nel dominatore del giorno. Ecco che abbiamo dunque forti valori di acqua e una forte propensione dunque all'emotività in questo giorno. Teniamolo a mente perché nell'arco della giornata questo grande influsso d'acqua viene poi susseguito e sostituito da un grande e forte influsso di fuoco. Fuoco è comunque anche presente nel giorno del giovedì, poiché Giove è reggente sia di Pesci che di Sagittario, che infatti appartiene all'elemento fuoco. Pertanto il tipo di influsso gioviale che riceviamo oggi slitterà dal tipo pescino all'inizio della giornata fino ad arrivare al tipo di Sagittario nella seconda parte, la parte della chiusura. Cosa vorrà dire dunque questo giorno? Che la prima parte della giornata sarà sicuramente incentrata sull'aspetto più emotivo, più connesso al nostro inconscio, alle nostre spinte interiori e dunque potrebbe essere di conseguenza probabile che si altalenino certi stati d'animo e certi momenti anche di alti e bassi emotivi, mentre la seconda parte della giornata chiude con costellazioni di fuoco. Dunque attenzione agli eccessi, perché è possibile che la carica emotiva che incalza nell'arco della giornata possa indurci a o discutere con persone oppure avere forme di eccesso probabilmente a tavola oppure forme di eccesso nelle spese oppure insomma manifestare anche stati d'animo che si ripercuotono anche sul piano fisico, perciò un eccesso di stress, stanchezza, anche fino nei casi più gravi a tremori. Dunque si suggerisce comunque di sfogare questi influssi di fuoco possibilmente dedicandosi a nuovi progetti, nuove imprese che saranno sicuramente molto ben ripagate. Infatti una giornata come questa invita a fare delle scelte nuove, a lanciarsi in nuove imprese e perché no ad ottenere anche dei riconoscimenti. Abbiamo soltanto da fare attenzione a un po' di debolezza nella concentrazione che possibilmente, soprattutto nella mattinata, potrà renderci più difficile portare a termine certi incarichi o certi impegni. Per il resto si può dire che sicuramente sarà una giornata molto proficua. Cerchiamo soltanto appunto di mantenere la mente lucida, fresca, riposata perché è quella che subirà maggiori difficoltà. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, spero che possiate cogliere con vantaggio i suggerimenti di questa pillola e vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Ve ne siamo sempre immensamente grati perché il vostro sostegno per noi è molto importante. Bene, ci ritroviamo qui con la prossima condivisione per le previsioni di venerdì 17 gennaio e veniteci a trovare nei gruppi Facebook
per i quali vi lascio il link in descrizione a questo video. Grazie di cuore e a presto dalla vostra Hilde.